qualche maniera. E allora eccoci qua in studio. Allora, un business miliardario, dicevo prima della sigla, un business miliardario che nasce sulla pelle purtroppo di questi tantissimi disperati che cercano di raggiungere l'Europa per una vita migliore. Si vendono tutto, salgono sul barcone piuttosto che all'interno di un tir e vengono nei nostri territori nella speranza di trovare qualcosa di meglio. Qui poi si accende, come si diceva, la questione del business ormai legato all'accoglienza, i tanti soldi che vengono destinati per ospitare, per accogliere questi profughi in attesa magari anche di avere per così dire, il riconoscimento del rifugiato. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito, iniziando come sempre dalla mia sinistra. Abbiamo Andrea Michielan del Partito Democratico. Buonasera Michielan, grazie di essere qua. Al suo fianco Flavio Frasson, il Veneto del Fare con Flavio Tosi. Buonasera, buonasera Frasson, a tutti. Buonasera. Anche a lei. Il professor Ermanno Casen, buonasera professore, grazie anche a lei. Al suo fianco Emanuele Rosina della Lega Nord. Buonasera. Rosina. E poi troviamo Raffaella Nadalutti dell'Altro Veneto, Ora Possiamo, buonasera anche a lei, e Alessio Morosin, leader di Indipendenza Veneta. Buonasera, buonasera a tutti. Morosin, grazie di essere qua nei nostri studi. Allora io accennavo e parlavo di questo che ormai è diventato un business veramente miliardario, nel quale siamo un po' tutti coinvolti, no? In questi giorni poi si è accesa la polemica sugli affitti per appunto la possibilità dei privati di dare in affitto alle cooperative i propri appartamenti e anche su questo chiaramente ci sono tanti soldi che girano attorno al fenomeno dell'immigrazione. Professor Casen, a chi giova questa situazione? Questa situazione che non si riesce, sembra perlomeno che non si riesca a risolvere. No, che uno sempre i nostri grandi punti interrogativi, no? A chi giova, a chi ci guadagna, e sembra quasi che la comunità internazionale, l'Europa, abbia quasi dire, beh, lasciamo le cose così, la situazione in Libia, con un'incapacità di fatto di gestire, perché la gente muore, proprio giusto ieri hanno ritrovato il relitto dove hanno perso la vita nel mese di aprile 800 persone. A chi giova questa questione? La questione è estremamente complessa, ma se vediamo da un punto di vista storico si è già ripetuta decine di volte. Succedeva nell'impero romano, che era proprio una deportazione, nel senso importazione, sotto forma di obbligo, di speranza, di un futuro. Arrivavano a Roma e venivano trattati come schiavi, anche se non lo erano, perché non erano in grado di sopravvivere, anzi si dichiaravano schiavi pur di essere accettati all'interno di una struttura e quindi poter poi partecipare. E fu per Roma, per un certo punto, fu quasi un business, cioè era comunque un business, ma diventò un valore aggiunto quando lo schiavo diventò liberto, perché poi non era gente così disperata come sembrava. Avevano la loro capacità di commerciare, sapevano leggere, sapevano scrivere, quindi gente anche colta. Quindi il liberto era quello che potremmo chiamare oggi il picciotto, che naturalmente apriva un'attività, poi naturalmente il suo ex padrone passava e raccoglieva quello che naturalmente, perché era un costo, doveva liberarsi, allora poteva liberarsi subito se aveva denaro, ma naturalmente uno schiavo poco denaro aveva, e quindi si poteva liberare, affrancare successivamente. Questo è uno degli aspetti. Ma gli Stati Uniti sono diventati ricchi. Guardate che gli Stati Uniti, l'economia degli Stati Uniti si è potenziata nel giro di 100 anni in maniera esponenziale, importando quantità mostruose di cittadini africani. Uno degli scafisti era un certo Giuseppe Garibaldi per gli amici. Faceva lo scafista. Naturalmente non era il Mare Nostrum una chiatta. C'era una bella barca che passava, una bella nave che partiva
dall'Africa, ma poi successivamente quel business andrò scemando, però per il Sud America, mentre successivamente portava i cinesi dalla Cina verso gli Stati Uniti perché stavano facendo la grande ferrovia transoceanica dal Pacifico all'Atlantico, eccetera. Quindi erano i cinesi che facevano questa cosa. Questo è il business. Quindi non credo che sia una questione di spinta così astrale, una situazione così ingestibile. Si è creato un meccanismo che va dal piccolo imprenditore di esportazione di carne umana fino a quello che ha grandi vantaggi e può portare a casa milioni di dollari o milioni di euro in questo tipo di attività. Allora, è successo anche in Italia. Gli italiani emigravano, ma gli italiani emigravano sotto la spinta del governo italiano, che voleva eliminare un certo tipo di popolazione italiana che non era gradita, soprattutto al sud, perché il sud doveva essere invaso naturalmente dagli abitanti, i nuovi italiani del nord. E fu incrementata l'esportazione di questa. Però avevamo vari livelli di emigrazione. Per esempio, i veneti erano considerati i più ricercati come emigranti, perché sicuramente riuscivano a dare un valore aggiunto al lavoro che facevano. Erano molto ricercati, un po' meno, a mano che si scendeva erano sempre meno accetti o erano meno, diciamo, apprezzati. Ripeto quello che ho detto altre volte, l'unità di misura dell'immigrato era il negro, no? Quindi il Veneto faceva 100 negri, era il massimo che si poteva aspettare, e poi via via già l'Emiliano Romagnolo valeva 50 negri. È per questo che lo Stato si è abituato a trattarci come negri adesso, quindi paghiamo 100 volte di più di quello che dovremmo pagare. Ma questo è successo successivamente, sì, questo è successo successivamente. Quindi la storia si ripete? Sì, sì, che lo Stato ha imparato a sottomettere i cittadini invece di considerarli alla stessa stregua. Interessante. Ma lo Stato non esiste, perché se è vero che lo Stato siamo noi, c'è qualcosa che non funziona. Allora non abbiamo un governo da un'altra parte che ci vessa, siamo noi che ci autovessiamo, ma non possiamo fare diversamente se c'è una legge che ci obbliga a votare quelli che hanno deciso gli altri. Allora abbiamo uno Stato dentro un altro Stato. C'è qualcosa che non funziona, ma ne parleremo un'altra volta. Ne parleremo, certo. Beh, intanto c'è da dire che dopo quanto avvenuto nel mese di aprile... Ma io volevo concludere questo discorso. Questo meccanismo era un business per l'Italia, perché esportava immigrati italiani, veneti, emiliano-romagnoli, meridionali di tutti i tipi, eccetera, non lombardi, non piemontesi, non liguri. Quindi la lobby italiana fino adesso è rimasta la stessa. Chi comanda l'Italia sono 3 regioni su tutte le altre. Il business è che c'era la tassa sull'emigrazione, quindi dovevi pagare il governo per poter uscire. Poi c'erano le organizzazioni di trasporto, Costa Armatori era uno di quelli che si compravano le navi ormai da macerare, da mandare al macero, e si mettevano gli immigranti e poi se arrivavano, se no ce n'erano degli altri. Il business comunque era fatto, perché nel momento in cui tu salivi avevi pagato la tassa, avevi pagato il viaggio, poi se arrivavi era un attu in più. Questa è la situazione. Adesso, no? Ripeto, è sempre uguale, è sempre la stessa cosa. Quando San Paolo arriva a Roma con una nave di quelle, no, arriva con una tempesta e finisce a Malta, invece di arrivare direttamente, e da Malta poi viene portato a Brindisi. Ecco, la storia rimane sempre la stessa. Cosa succede in questo momento? Abbiamo per esempio avevamo, perché non sono aggiornato ad oggi, ma l'anno scorso c'erano ancora, dei consoli
in ambasciate italiane che sono inquisiti per aver concesso visti per l'Italia. Quindi il business ormai serpeggia a tutti i livelli, all'interno delle organizzazioni statali e serpeggia soprattutto fuori di queste organizzazioni. Come riesco a mantenere questo? Perché allora sono tutti quelli che scappano dalla miseria. Non è assolutamente vero. C'è un meccanismo per cui l'Italia è diventata l'America del secolo scorso. Andiamo in America, è il sogno americano, è il sogno europeo oggi. Quindi la gente non sta male, cioè non è ricca, ma nemmeno muore di fame, però sì, perché per arrivare fino a qui ci vogliono migliaia di dollari, quindi non parte quello che è senza denaro e il morto di fame, c'è quello che ancora ha una sua capacità economica che impegna tutti i suoi averi e tutte le sue sostanze per poter poi riuscire ad arrivare qui, perché questo è il sogno. E chi crea questo sogno? Viene creato anche artificialmente, ma non solo. Ma in Italia ci sono i colleghi che sono già arrivati, che prendono il soldino se riescono a far arrivare qualcuno di là. Per cui io mi mantengo qui, certo. Se riesco ad arrivare, come si fa il 3x2? È un mercato che si autoalimenta. Necessariamente viene autoalimentato. Questo è soltanto uno sprazzo della cosa. Ma la cosa più strana è perché succede in Italia e non succede in altri paesi, ma lascio la parola. Ecco, beh, ma infatti uno dei punti interrogativi, dopo appunto quanto avvenuto in aprile con la tragedia appunto nel canale di Sicilia, una delle tante, ma sicuramente quella più pesante, poi ci sono succeduti anche degli incontri a livello europeo, però l'Europa alla fine l'unica cosa che ha fatto è stato aumentare i fondi per l'operazione Triton e quant'altro, però di fatto sostanzialmente sembra che l'Italia rimanga la porta privilegiata da parte di questi flussi migratori per entrare. Allora, l'Europa ha deciso così, Morosini? Ha deciso che dobbiamo arrangiarsi da soli? Guardi, io ero una volta preoccupato e la criticavo spesso la signora Ashton, che era la responsabile politica estera europea. Adesso abbiamo la signora Mogherini e che sono disperato, nel senso che questa signora probabilmente è più assente che presente anche su un tema che è chiaramente un tema di rilevanza per la politica estera dell'Unione Europea, perché qui si tratta di porre in essere delle misure di natura politica, diplomatica, per affrontare il problema coinvolgendo sia l'Europa, perché l'Italia è assente totalmente, sia le Nazioni Unite, l'ONU. È evidente che ormai il problema ha assunto una dimensione così grave da essere da vedere necessariamente coinvolta la struttura dell'ONU, in un'operazione umanitaria e di polizia al tempo stesso, per la dignità delle persone che partono, perché noi ci preoccupiamo giustamente dell'aspetto umano, ma anche per la dignità delle persone che si vedono invase da questa massa umana che scappa, che fugge o che è indotta a scappare, a fuggire dai territori, da vari territori dell'Africa. Poi noi abbiamo la grossa difficoltà in Italia, in questo momento per un'assenza di visione governativa, nel definire se queste persone sono, secondo il diritto internazionale, dei rifugiati, quindi sono meritevoli di tutele particolari, o sono semplicemente degli immigrati irregolari che tentano la fortuna con ogni mezzo, violando ogni legge nei nostri territori. E la procedura poi è abbastanza lunga, tra l'altro. Lo Stato ci mette da 1 a 2 anni, da 1 a 2 anni per definire questo. Nel frattempo queste persone devono essere assistite, devono essere mantenute, devono essere ospitate e in qualche modo vivono sul territorio senza sapere cosa accadrà domani. E quando uno vive in quello stato inevitabilmente diventa un emarginato difficile da gestire. Molti si allontanano spontaneamente, non c'è un controllo di questa realtà, addirittura in certi campi di accoglienza cosiddetti, i famosi campi di immigrazione e identificazione, casualmente venivano lasciate le porte aperte o incustodite, perché se ne andavano verso magari paesi esteri era meglio. Questo è un problema, ripeto, di solidarietà umanitario, ma anche un problema di polizia che va affrontato dall'ONU con un progetto che non vedo ancora nessuno abbia voluto curare, prospettare, organizzare. Va organizzato nelle aree, nei territori di partenza che sono quelli africani,
creando là delle zone, ovviamente cuscinetto, delle zone idonee ad accogliere questi disperati che partono dai paesi e in qualche modo gli faccia trovare ragioni di beneficio e di vantaggio dal rimanere nei loro territori di provenienza. È un'opera alla fine anche meno costosa di quella che abbiamo attualmente in corso, perché Triton o Triton, come dicono in Europa, che dicevo prima, cioè è un fallimento. È un fallimento. Oggi si è sviluppato un business che è diventato sproporzionato. Non parliamo poi del business che si è creato in Italia. Abbiamo visto lo scandalo a Roma, le cooperative che ci facevano la cresta su questi disperati, poi costano 35 euro al giorno, ma c'era qui a Montagnana, per non andare lontano, un imprenditore meridionale che aveva un alberghetto con 1,5 stelle, 2, che prendeva i suoi 35 euro al giorno e poi con 6-7 euro si risolveva il problema, e questi ha creato problemi anche di questo tipo. La responsabilità è del governo, comunque, non è che ci siano altre responsabilità, che è assente nell'organizzazione di questo problema, che è solo all'inizio. Si parla di qualche milione di cittadini dai paesi africani, alcuni anche rifugiati, quindi anche a tutela di quelli dovrebbe muoversi quanto prima, che sono partiti o stanno partendo per venire qua, quindi siamo solo all'inizio. Se siamo preoccupati adesso, tra poco saremo disperati. Lei però, e concludo, legga i giornali di oggi, i grandi giornali, Corriere e Repubblica, di questo argomento già non ne parlano più, è un argomento già archiviato. No, beh, comunque ad esempio il Fatto Quotidiano invece anche online ma oggi per dire Corriere non dedica una riga in primo piano, ma sulla polemica del lavoro grafico poi ne parleremo. Michelan, il governo è assente, sì. Renzi non è stato ascoltato in Europa, quali sono i problemi? Ma allora, la tematica è complessa, io non credo, appunto, adesso cercherò di argomentare certo, come no, siamo qua apposta, non sia stato per niente assente. Allora, come si diceva, un fenomeno epocale, quello dei profughi in questo momento, ma dell'immigrazione verso l'Europa, che ha radici che oramai da anni che causano queste migrazioni. Vari aspetti, anche se andiamo a vedere la situazione in Africa e del Medio Oriente in particolare, dove lo Stato, che poco fa si diceva che subiamo perché in questo paese abbiamo il cosiddetto Stato macchina, cioè uno Stato che regola tutti i nostri aspetti. Questo è vero, è lo Stato che caratterizza tutta l'Europa. Probabilmente è la mancanza di questo Stato però che causa il fatto che dall'Africa vogliono andare altrove, perché si tratta proprio della crisi degli stati mediorientali, una delle cause che vede motivare le persone ad andare altrove, perché quando non ci sono autorità che riescono a gestire le fasi minime della vita delle persone, non solo c'è la disoccupazione, ma c'è il pericolo costante per la vita, vedi le guerre che accadono, i conflitti, gli attentati continui. È il terreno fertile per l'ISIS, perché l'ISIS si muove proprio perché non c'è uno Stato in grado di mantenere l'ordine nel territorio e quindi avanza continuamente. L'Europa è un grande tema. Allora, dobbiamo parlare di politica estera, quella che finora non si è riusciti a fare, ma c'è un motivo preciso per cui l'Europa non riesce a fare politica estera, è la struttura stessa delle regole che disciplinano il funzionamento della politica estera in Europa, dove le decisioni devono essere condivise da tutti, altrimenti non si può procedere. Finora neanche si è affrontato il tema dell'immigrazione in questo senso. Adesso che abbiamo il referente per le politiche economiche italiano, è all'ordine del giorno il fatto di affrontarle, quindi non sono d'accordo sul fatto che sia inutile il fatto di avere il nostro rappresentante Mogherini, solamente che dal momento in cui si pone l'argomento in discussione, purtroppo l'Unione Europea è organizzata in modo tale che alcune tematiche, tra cui quella che in questo momento è fondamentale della politica estera, devono essere condivise da tutti quanti, altrimenti non si procede. Certo. Qua in due direzioni io direi che sta andando la proposta italiana in Europa.
Quali sono? Beh, uno quello del controllo alle frontiere, che appunto sono state fatte alcune proposte, colpire gli scafisti per il loro business, e l'altra è quella della distribuzione delle persone che arrivano. Certo, quelle che arrivano, adesso appunto l'Italia chiede che vengano distribuite. Perché adesso siamo sotto la regolazione della Convenzione di Dublino, che ha avuto varie fasi. Comunque questa convenzione prevede che deve occuparsi del profugo il paese che ha ricevuto, esatto, questo di solito è il primo paese che deve gestire tutta l'intera procedura. Questo ovviamente dal punto di vista italiano è difficilmente sopportabile, perché l'Italia è la porta aperta? Beh, la ragione è geografica, nel senso che per vicinanza geografica siamo la porta naturale. Comunque, se la regia è gentile, proprio da Frontex, dall'agenzia appunto Frontex, abbiamo preso una scanata su quelle che sono le rotte che vengono seguite dai migranti per entrare in Europa, dove viene anche evidenziata qual è stato l'incremento anche di questo flusso nei confronti dell'Europa. Eccolo qua, la vediamo assieme, mi giro un attimo così riesco anche a darvi un po' di dati. Allora, come vedete, dalle coste libiche, diciamo dal Nord Africa, sono entrati 170.816 immigrati, e questo è il periodo da gennaio-dicembre 2014, erano stati 45.000 nel 2013 e un aumento del 277%. Vediamo anche la parte ad esempio della Spagna. In Spagna entrano pochissimi migranti. Anche qui c'è stato un incremento del 15%, e poi c'è una parte particolarmente dove appunto si sta sviluppando, sta incrementando anche qui la migrazione, è quella della zona medio orientale tramite la Turchia attraverso poi la Grecia, con un incremento del 104%. Poi vediamo anche attraverso il Mar Nero, anche qui è aumentato del 193% il flusso verso l'Europa. E poi ci sono invece quelli appunto che viaggiano via terra, quindi le migrazioni a cui facevo prima riferimento, quindi magari tramite i tir piuttosto che treni o quant'altro, che appunto arrivano anche dall'est dell'Europa, ma qui come vediamo c'è un segno meno, un meno 14%. Ecco, queste sono le variazioni tra il 2013 e il 2014 su quelle che sono appunto l'ingresso illegale tra le varie. Come vediamo appunto dal Nord Africa l'incremento è stato quello più significativo, un 277%. Raffaella Nadaluti, lei ha avuto anche un'esperienza diretta, perché ha avuto modo di lavorare, diciamo, in quelle che sono gli organismi, chiamiamoli così, deputati all'accoglienza, no? Se non sbaglio. Ci vuole raccontare un pochino com'è Sì, nel 2011 ho avuto occasione di lavorare per una cooperativa, la cooperativa Solidarietà, che mi aveva chiamata come insegnante di italiano L2, perché era arrivata un afflusso, una quantità abbastanza consistente qui a Padova di profughi, diciamo, dalla Libia. Ma quello che mi evoca quell'esperienza è il desiderio di completare il quadro che si è fatto fino ad ora sul perché esatto del fenomeno. Prima sono stati citati, per dire subito, anticipo subito dicendo che c'è molta responsabilità dell'Occidente in questi flussi migratori. Sono stati citati prima gli stati medio orientali, e io vorrei ricordare che tutta la fascia medio orientale, ma arrivando fino alla Libia, è una fascia che è stata fortemente sollecitata dagli interventi NATO. In particolare l'Iraq, cioè l'ISIS in Iraq ha avuto la possibilità di espandersi grazie agli interventi della NATO, perché fino a che c'era Saddam Hussein, c'era il partito Baath, che era un partito laico. Saddam Hussein sì, era un dittatore, ma bene o male c'era una compagine unitaria dello Stato, non c'erano questi fenomeni di integralismo feroce che adesso si sono prodotti. Noi siamo andati ad intervenire per portare la democrazia, e quello che abbiamo ottenuto è stato il disastro
e quindi... E oggi ne stiamo E oggi è diciamo, una parte, quindi è una Siria parte di anche, perché anche lì c'è Bashar al-Assad, che sarebbe un grande dittatore, che è un grande dittatore, però ci sono anche tante altre questioni. Cosa strano, questi luoghi sono sempre luoghi in cui ci sono risorse energetiche preziose come il gas e il petrolio. E l'ultima è la Libia, insomma anche lì Gheddafi era un cattivissimo dittatore, però intanto noi ci facevamo gli accordi sia come italiani sia come europei perché contenesse queste masse che desideravano emigrare. E noi abbiamo ammazzato il dittatore, quello che abbiamo prodotto è stato il caos più totale e assoluto, in un paese che bene o male comunque si stava sviluppando. Le persone con cui io ho lavorato erano tutte persone che in Libia lavoravano. Chi lavorava come idraulico per le tubature di strada. Quindi avevano lasciato la Libia per venire... Queste persone erano andate in Libia per lavorare, lavoravano lì, chi legalmente, chi con traffici leciti, chi con traffici illeciti, ma lavoravano lì, si guadagnavano il pane e lo mandavano alle famiglie. Sono cominciati i bombardamenti e queste persone in alcuni casi sono state proprio all'epoca indirizzate dalla polizia, in alcuni casi hanno deciso di fare il salto per vedere se gli sarebbe andata meglio in queste lande, cosa che purtroppo non è stata. E lì io ho visto proprio come si è sviluppata la questione, perché li ho seguiti da vicino anche con l'avvocato Paggi, come si è sviluppata la questione a livello europeo. L'Europa, la Francia, io ricordo che fu la prima a quell'epoca ad andare a bombardare, chiuse immediatamente i confini insieme alla Germania, cosa che stanno facendo anche adesso, perché io so che la Danimarca, credo abbia già sospeso il trattato di Schengen, proprio per impedire a queste persone di giungere. E sentivo che la Baviera parlava di farne, anche perché c'è un dato: le persone che vengono da queste aree sono persone normalmente che hanno un'alfabetizzazione molto scarsa e anche un livello di professionalità, è gente che lavora da quando è bambina, ma hanno un livello di professionalità che difficilmente si integra nei sistemi sociali, tipo quello della Norvegia, della Svezia, della Germania, che tendono invece a raccogliere quel tipo di profughi. Infatti la Svezia, quando c'è stato l'esodo dalla Siria, si è detta subito disponibile ad accoglierli. Volevo solo aggiungere, poi ci sono anche tante altre cose da dire. Abbiamo modo di che noi abbiamo delle responsabilità pesanti per l'Africa, perché questa gente è povera, io l'ho conosciuta, è gente che vive con un dollaro e 20 al giorno, che cucina da mangiare con il fuoco, che non ha l'elettricità in casa e vedono, effettivamente hanno avuto la possibilità di vedere quello che abbiamo noi e hanno il desiderio anche loro di cambiare le loro esistenze. E vorrei dire che però noi contribuiamo a questa povertà perché andiamo molto spesso a fomentare guerriglie come quella per esempio in Congo, dove c'è questo terribile minerale che noi usiamo nel nostro cellulare, e il coltan, esatto. Le multinazionali sovvenzionano la guerriglia. Beh, ormai sono 15 anni e passa, è esatto, una guerra civile da milioni di morti. Però noi abbiamo le responsabilità anche per esempio nell'acquisto di territori da cui vengono espulsi i contadini per produrre biomasse per la nostra energia pulita. Certo, siamo andati, abbiamo fatto i nostri disastri e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Frasson è d'accordo con quello che dice Raffaella Nadalutti? Direi proprio di sì, perché voglio dire, se vi ricordate, Sarkozy ha cominciato a bombardare la Siria con i suoi aerei senza nemmeno avere avuto prima il parere dell'Europa e comunque degli alleati, cioè è partito e solo dopo è arrivata la condivisione. E noi stiamo pagando questo errore madornale, nel senso che prima, come si diceva... Ma lo sta pagando solo l'Italia? L'Italia è il paese più vicino. E quindi geograficamente più vicino è la porta più comoda per arrivare. Poi la legge ricordata prima. Ecco, tenete presente che chi va a Malta viene rispedito in mare, chi va da altre parti viene rispedito in mare, per cui l'unico paese che comunque li accoglie, li ristora, li ricovera, in qualche misura dà un attimo di assistenza, è l'Italia. Poi sapete, l'Italia è il paese dei furbi.
Quindi vengono tutti, perché voglio dire, arrivano quelli che hanno diritto di arrivare, ma arrivano anche quelli che poi trovi per le piazze delle nostre città e hanno magari in tasca il visto di rifugiato e spacciano. È successo anche qui a Padova, non molto tempo fa, voglio dire, per cui succede anche questo, che in mezzo a chi magari è un disperato e viene qua per motivi umanitari, trovi anche il delinquente che spera di venire in Italia a fare i soldi con attività illecite. La famosa primavera araba, che è stata salutata a livello internazionale come la primavera, è stato un inverno di fatto, perché giustamente prima ci sono stati dei regimi dittatoriali, però tutto sommato tenevano sotto controllo la situazione. Vorrei ricordare che Berlusconi, quando aveva fatto l'accordo con Gheddafi sulle partenze, per un certo periodo le partenze si sono bloccate. Allora, non è solo un problema di bloccare la gente che parte, perché diciamo perché comunque che anche lì in Libia, anche quando c'era Gheddafi, le condizioni comunque non erano, certo, cioè chi rimaneva lì certo, comunque... certo. Però lì riusciva a mettere insieme una serie di tribù che erano la maggioranza del paese, e con quella maggioranza comunque teneva, non so se sotto ferro e fuoco, ma comunque controllava il paese. La questione vera è che i paesi europei e mondiali, perché dopo anche l'America ha le sue colpe secondo me, è che hanno sempre visto questi paesi nordafricani come la miniera del petrolio e hanno sempre fatto le loro politiche in base a questo, a interessi economici di questo tipo, infischiandosene dopo della maggioranza, se la popolazione stava bene o male, perché pensatevi cosa paghiamo il petrolio a quei paesi lì, e a godere di quel beneficio non è la popolazione, ma sono pochi sceicchi, poche persone che nel loro mani o anche detengono. l'ENI italiana, multinazionale del petrolio. Allora, voglio dire, abbiamo parecchie responsabilità, per cui, voglio dire, noi dovremmo prima di tutto, con quei soldi, con quelle ricchezze, riuscire a creare condizioni di vita migliori per questa gente e farle restare lì, istruirle lì, insegnare a lavorare loro lì, usando quei soldi che in pochi in questo momento stanno godendo, perché lì credo che la ricchezza sia sulle mani di alcuni sceicati e di alcune persone che controllano, diciamo così, i pozzi petroliferi. Le multinazionali del petrolio non oso pensare che tipo di responsabilità possono avere, cioè voglio dire, da Mattei in poi, tanto per essere chiari. Mattei aveva fatto degli accordi fuori Certo, volevo fare intervenire anche Emanuele Rosina. Sta di fatto che siano gli americani, i francesi, le multinazionali e quant'altro, il fenomeno ci sta mettendo in difficoltà. Decisamente dilagante, e chi ci guadagna? Ritorniamo all'inizio, perché abbiamo le cooperative, abbiamo la mafia e l'ISIS. Perché dico questo? Perché dai dati dell'anno scorso 180.000 sbarchi, solo 20.000, da 180.000, 20.000 sono riusciti ad ottenere lo status di profugo. Cosa vuol dire? Che tutti gli altri, 160.000, sono dei clandestini che non possono essere messi in regola, che non possono integrarsi in una società perché appunto sono clandestini. Chi li può utilizzare? La mafia, la malavita, o si arrangiano da soli per rubare, per arrotondare lo stipendio a fine giornata, e l'ISIS abbiamo già visto che ci sono state delle cellule che sono già state scoperte all'interno dei nostri territori, di persone che tra l'altro vivevano qui in Italia da parecchio tempo e si sono assoldati in queste associazioni. Abbiamo riversato migliaia di persone che provengono da paesi musulmani. È facile fare 1+1 che fine possono fare queste persone. Chi ha fallito? Sicuramente il governo Renzi con Alfano, che non ha saputo dare le risposte ed imporsi in Europa, e l'Europa che detta i crismi per la finanza, che detta le regole della finanza, non si fa carico dei problemi dei paesi, e abbiamo una situazione che allo stato attuale è diventata una pura anarchia, è ingestibile una cosa del genere. Abbiamo paesi che ci sono 80-90 profughi che girano per il paese, e dopo i primi giorni che iniziano a conoscersi, cosa succede? La noia si fa avanti, e la noia come si vince? Con dei ragazzotti che hanno 22-24 anni.
siamo stati giovani tutti quanti e gli istinti sono quelli di qualsiasi altro essere umano. A Monselice abbiamo avuto alcuni di queste persone che hanno infastidito delle ragazzine, sono state palpeggiate, una mamma è stata avvicinata, infastidita in maniera pesante. Sono tutti atteggiamenti e questa è la strada dove staremo andando, perché iniziano adesso ad annoiarsi queste persone e tra un po' avranno bisogno anche di avere maggiori finanze per poter garantire loro un vivere dignitoso nel nostro territorio. Come lo fanno? Un lavoro non ce l'hanno, ruberanno, verranno assoldati. Adesso c'è stata la proposta appunto del ministro Alfano di poterli utilizzare per dei lavori socialmente utili, ma di questo avevamo parlato 3 giorni fa proprio con Flavio Tosi. E allora, se la regia ci propone l'intervista, sentiamo qual è la ricetta di Flavio Tosi. Eccolo qua. Prima di tutto bisogna essere coerenti, quindi come Regione non devi andare il 14 luglio dell'anno scorso in conferenza Stato-Regioni, anzi scusate il 10 luglio per la precisione dell'anno scorso, in conferenza Stato-Regioni a dire sì, dateli anche al Veneto, perché questo è successo il 10 luglio scorso, perché il 10 luglio scorso tutte le regioni d'Italia, tutte d'accordo, hanno accettato di spartirsi 150.000 fra profughi clandestini, Veneto compreso. E quindi bisogna essere coerenti, dopo non puoi dire noi diciamo no, hai detto di sì. Quello che va fatto è, uno, pretendere, e questo lo diremo anche domani al ministro Alfano, che almeno quelli che sono già qua lavorino. Uno non può stare qua a gratis e non far nulla, uno deve venire qua, se è qua, taglia l'erba, fa lavori di utilità sociale gratis per il comune che lo ospita, e questo è un primo dato. L'altro è, siccome l'Europa si rifiuta di considerare il problema a livello europeo, gli si dà, perché la legge lo consente, il permesso di soggiorno umanitario a tutti, ne arrivano 1.000 a 1.000, ne arrivano 10.000 a 10.000. Col permesso di soggiorno umanitario girano per 3 mesi liberamente per tutta l'Europa. Quando cominciano a girare per l'Europa, forse l'Europa si accorge del problema. Ecco, quindi questa è la proposta provocatoria anche per certi versi nei confronti dell'Europa di Flavio Tosi. Poi il giorno successivo appunto l'incontro con Alfano, e Alfano a quanto pare ha fatto sua questa proposta di Flavio Tosi. È improvvisazione questa. È improvvisazione. È improvvisazione perché l'Europa chiude già le frontiere immediatamente. Le chiude immediatamente. Come improvvisazione è quella di dire diamo le case dei privati che sono sfitte. E io dico, vabbè, magari lo affrontiamo dopo. Certo. Bisogna che ci sia una progettualità e una visione sul tema. Dire queste cose qua, diamo il permesso di soggiorno umanitario, può apparire una cosa intelligente, ma in realtà è inapplicabile, perché quando arrivano, lei sa che sono stati anche inquisiti perfino dei tassisti che portavano degli immigrati in Germania o arrestati. Allora gli facciamo il permesso di soggiorno, possiamo anche farlo in Italia perché siamo in grado, anzi possono farlo in Italia, sono in grado di fare tutto, ma quando arrivano alla frontiera gli dicono cari signori indietro. Quindi bisogna fare proposte più concrete, soprattutto condivise dall'Europa e poi ovviamente inserite in un contesto che deve vedere necessariamente coinvolto l'ONU in un'azione di prevenzione e di pulizia. Andiamo un attimo in pubblicità, la interrompo un attimo, andiamo in pubblicità, quando rientriamo poi ascoltiamo le altre voci. A tra poco.